Corsa di chiusura dal Savio, una categoria F sui 1660 metri, 8 al via, 1 Rufoli Lung, 2 Udet Jet, 3 Rasa Bax, 4 Vicky Bomber Treb, 5 Zodiaco Jet, 6 Zucchero Fass, seconda linea 7 Only Lest, 8 Socrate Benal. I favori per Rufoli Lung, numero 1 Sandro Miraglia, alternativa principale Rasa Bax, vediamo la partenza con Rasa Bax che vola al comando, su Vicky Bomber Treb che cerca di scavarsi posto alla corda e lo fa perché Rufoli Lung non riesce a serrare sotto e terzo sulla prima curva, quindi in vantaggio Rasa Bax nei confronti di Vicky Bomber Treb e quindi Rufoli Lung, poi vediamo Only Lest, gli altri a seguire. Vediamo la mossa di Rufoli Lung che sposta dopo 300 metri di gara e va deciso su Rasa Bax dopo primi 400, ma Rasa Bax sembra intenzionata a correre davanti perché c'è un 15,4 e 33 di quarto. Rasa Bax quindi al comando, Rufoli Lung deve farsela di fuori, Vicky Bomber Treb alla corda, avanza anche Udet Jet lungo la corda, Only Lest via via gli altri. Tanto i 600 in 45,1, c'è stato un 14,8 in curva, Rufoli Lung si adegua all'esterno di Rasa Bax e poi attacca davanti alle tribune, i due alle prese dopo 800 metri di gara, con Rasa Bax che controlla la situazione all'esterno, Rufoli Lung alla corda, Vicky Bomber Treb all'esterno, c'è Udet Jet che ha preso posizione, mentre in terza posizione viaggia Only Lest con Socrate Benal che a sua volta è all'esterno e ora muove in terza ruota quando siamo a poco più di 500 dalla conclusione. Intanto sempre Rasa Bax a condurre su Vicky Bomber Treb, Rufoli Lung generosamente all'esterno. C'è il tentativo in terza ruota di Socrate Benal a 400 dal palo, viene via Socrate Benal ma è anticipato sempre da Rufoli Lung che tenta di nuovo di portarsi su Rasa Bax. Vicky Bomber Treb a contatto che però non riesce a rimanere in scia, Rasa Bax entra in vantaggio addirittura d'arrivo, Rasa Bax su Vicky Bomber Treb, poi ancora Rufoli Lung generosamente a centropista, ci prova anche Socrate Benal, finale con Rasa Bax che vince nettamente, mentre per il secondo sul palo forse Only Lest riesce ad aver ragione di Socrate Benal. L'arrivo però è serrato per il secondo posto, i cavalli abbastanza distanziati fra loro, la vittoria netta invece per Rasa Bax e Andrea Vitaliano, 3,86 la quota in percorso di testa, Rasa Bax coglie la vittoria, mentre per il secondo posto ci sarà probabilmente fotografia, vediamo le immagini che ci vengono riproposte dalla regia con all'interno Only Lest, all'esterno Socrate Benal, ecco li vediamo arrivare, Only Lest è secondo, Socrate Benal è terzo. Questo naturalmente in via ufficiosa, la vittoria comunque sicuramente per Rasa Bax e Andrea Vitaliano, quota di 3,86 al totalizzatore. È tutto per questa serata di corse, l'appuntamento è per domani sera, 15 agosto.